Qui c'era il reparto anziani pensionati. Hai avuto ragione lui perché è una delle poche cose buone che ha fatto. Press, sei reduce da una brutta polmonite, ti sei voluto far dimettere dall'ospedale per vedere questa vittoria che, seppur di misura contro un degno avversario, porta il Treviso a vincere la semifinale d'andata del Trofeo Regione Veneto. Beh, diciamo, volevo essere presente e sono arrivato in qualche maniera, pur avendo avuto delle traversie in settimana di salute, però il cuore batteva per essere qua stasera e siamo arrivati. Sofferta ma meritata questa vittoria, l'avversario comunque molto arcigno. Abbiamo trovato una squadra molto compatta, difficile da penetrare, però la caparbietà dei ragazzi ha concesso di portarci alla vittoria finale. Senti, un Treviso di carattere, perché domenica si è vinto al 90°, oggi all'87°, vuol dire che i ragazzi non mollano mai. Come piace a te? Se avessimo avuto questo carattere dall'inizio del campionato forse guarderemmo la classifica in un'altra maniera, però purtroppo non sempre è successo quello che speravamo e volevamo, va bene così, adesso cerchiamo di fare il rush finale del campionato e di impegnarci per il ritorno di Coppa. Senti, domenica arriva lo Spresiano, altra partita tosta. Ormai sono tutte partite toste, tutte finali, non dobbiamo mancare in nessun modo ad alcun appuntamento e cerchiamo di mettercela tutta per poter raggiungere i due obiettivi che ci siamo prefissati. Uno ci siamo quasi, l'altro speriamo di raggiungere la vetta. Scusa. Ciao raga.